Aveva solo 5 anni Beatrice Angela Gobbo e tanta voglia di vivere, di scoprire il mondo con il suo dolce sorriso. Beatrice però è morta il 4 gennaio nell'ospedale di Padova dopo aver lottato per alcuni giorni contro 4 virus che l'hanno colpita all'improvviso provocando un'emorragia cerebrale. Una bambina sana e solare, Beatrice Angela, che viveva con mamma e papà a Veggiano, così la ricorda anche padre Federico Lauretta, parroco della Basilica di Santa Giustina, che l'ha battezzata 5 anni fa. Il ricordo che ho è quello di una bambina vivace, felice, che amava la vita, e proprio di recente il papà mi aveva fatto vedere anche un bellissimo video della ultima recita natalizia all'asilo, e la vedevi proprio una bambina carica di gioia. Veramente un funerale difficile, anche perché comunque quando battezzi qualcuno in qualche modo poi entra nella tua vita, li vedi tutti come i tuoi figli spirituali. E sarà veramente un momento difficile anche per noi, nonostante la fede, quando una giovane vita così ci lascia. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il giorno di Capodanno, quando la piccola ha iniziato ad accusare qualche linea di febbre, salita rapidamente fino a sfiorare i 39. Poi le condizioni si sono aggravate velocemente, tanto che è stata soccorsa dal 118 e ricoverata in pediatria a Padova, dove si è spenta il 4 gennaio. Per chiarire le cause della morte della bambina è stata eseguita l'autopsia. La famiglia, distrutta dal dolore, voleva in un ultimo gesto di amore donare gli organi della piccola, ma non è stato possibile perché compromessi dai virus. A confortare Giovanni e Francesca, i genitori di Beatrice e Angela, padre Federico, che celebrerà i funerali venerdì mattina alle 10 nella Basilica di Santa Giustina di Padova. Il giorno del funerale, che sarà venerdì mattina, cercheremo di parlare della vita, della bellezza della vita, che per quanto corta può essere stata, però Beatrice l'ha vissuta e l'ha amata fino in fondo. La famiglia non chiede fiori ma una donazione alla Fondazione Salus Pueri per i progetti a favore del reparto di pediatria di Padova.